Allora, persone scomparse, parliamo anche di ricerca delle persone scomparse. La famiglia, le persone vicino a chi è scomparso vorrebbero essere rese partecipi o comunque seguire questa vicissitudine. È possibile farlo? Come viene fatto? E poi appunto qual è il ruolo dell'avvocato? Sì, Quando si va dall'avvocato? Assolutamente sì, le persone che sono vicine allo scomparso hanno il diritto di essere informate a più livelli a seconda poi della progressione di quella che è la vicenda oggetto di scomparsa. All'inizio possono affiancarsi appunto agli organi preposti, sempre nel rispetto chiaramente dell'attività di ricerca, quindi senza ostacolare, ma anzi cercando di coadiuvare, di fornire elementi utili agli organi preposti, quindi forze dell'ordine, ausiliari, volontari, protezione civile, associazioni che appunto cercano di sostenere, di abbracciare tutti quelli che sono i possibili risvolti e i possibili dettagli che i parenti possono fornire. Dopodiché hanno anche diritto naturalmente nell'ambito di un'attività di indagine ad essere informati. Qui è fondamentale naturalmente la figura di un legale che possa supportarli anche nell'interazione con quelli che sono le autorità giudiziarie, anche qui non solo per fornire maggiori dettagli, ma nell'ottica, ahimè, negativa in cui l'evento finale dovesse essere un evento mortale, di chiedere anche un risarcimento di quello che è il danno. Naturalmente questa è una problematica che passa in secondo piano rispetto invece a interessi ben più importanti, che sono prima di tutto trovare la persona appunto. Quindi per sicurezza, esatto, chi ha la possibilità di farlo. Però insomma credo che l'associazione come Penelope dia una mano trasversalmente un po' a tutti. Poi ci sono dei legali che collaborano, danno anche il loro supporto, le competenze eccetera, però sia importante riuscire a far fronte immediatamente a qualsiasi richiesta, qualsiasi imprevisto nel modo più efficace, per cui l'avvocato forse può veramente supportare chi è psicologicamente coinvolto, insomma. Sì, devo dire che non solo nei primi momenti, ma anche in seguito, la necessità di avere delle figure che possono interfacciarsi, che possono essere proprio un ponte tra le istituzioni e una persona che vive un dramma e quindi che chiaramente non è cosciente proprio per la situazione di limbo in cui si trova, è indispensabile. Purtroppo le prime ore, ma anche quelle successive, sono fondamentali, e avere un approccio lucido, quindi un approccio orientato non solo da chi magari è un professionista, ma anche da chi chiaramente riesce ad avere quel distacco dovuto all'esperienza, è fondamentale. Le persone poi che si attivano nella ricerca, anche quelle appunto all'interno di Associazione Penelope, sono persone che hanno svolto dei corsi, sono persone che sono esperte, quindi sono dedite proprio all'aiuto in situazioni di forte stress, ma anche di razionalità e lucidità, che sono fattori indispensabili per cercare di in qualche modo di battere il tempo, ecco. Infatti, ecco, lei cosa si sente un po' anche di consigliare alla luce della sua esperienza, per quanto giovane però ne ha fatta? Sì, devo dire che mi occupo principalmente di penali, di diritto penale, e ho avuto molti casi, anche, non nascondo, personali, di persone scomparse. Memore di queste esperienze, io il consiglio che posso dare è per prima cosa di cercare di mantenere quanto più possibile la lucidità in questi casi, di avvisare subito le forze dell'ordine, anche per una situazione, chiaramente non deve esserci inutile allarmismo, ma laddove l'abitudine, la frequentazione della persona possono essere elementi tali da far ritenere che è difficile che si sarebbe allontanata, magari spegnendo il cellulare, non dando notizie per ore, ecco, di avvisare comunque subito le forze dell'ordine, perché magari potrebbe trattarsi di una situazione che si risolve nell'ambito di poche ore. D'altra parte però una speditezza potrebbe essere veramente fondamentale anche tra la vita e la morte. Quindi io consiglio di valorizzare la persona, valorizzare quelle che sono le sue abitudini, per cercare di capire a distanza di qualche ora se l'allontanamento potrebbe essere volontario o meno, e di affiancarsi, affidarsi a associazioni, personale appunto tecnico, forze dell'ordine che abbiano quel moto d'animo in più dovuto all'esperienza rispetto a una situazione chiaramente che non è gestibile proprio per l'impatto personale. Ecco, infatti
quello fondamentale. L'associazione dà anche un supporto psicologico? Sì. Dentro l'associazione chiaramente sono tutti volontari, vari professionisti di tutti i tipi di formazione, quindi c'è l'ambito legale, c'è la persona che è un criminologo, c'è la persona invece che si occupa dell'ambito psicologico, della psicoterapia, quindi ogni, diciamo, c'è ogni aspetto che viene in qualche modo preservato proprio in un momento di estrema fragilità. Quindi diciamo che è un aiuto che si vuole dare. L'associazione naturalmente è aperta a chi desidera entrare, quindi anche chi ci sta ascoltando, insomma, può informarsi e può naturalmente accedervi. È un'associazione di volontari e ogni persona che magari ha una skills, un ambito che predilige nella vita professionale, nella vita privata, può in qualche modo introdurlo per aiutare gli altri, che è proprio il proposito per cui è nata questa associazione. Ecco, un'altra cosa, nelle sventurate peggiori ipotesi che la persona venga trovata morta, cosa si fa? Dunque, cosa fare qualora non ci fosse già un avvocato di supporto? Certo, allora naturalmente bisogna distinguere una situazione di fatto da una situazione produttiva di effetti giuridici. Laddove la persona venga trovata morta bisogna innanzitutto capire se l'evento morte è un evento accidentale oppure un evento invece causato da terzi piuttosto che altre circostanze, quindi io direi che qui la presenza di un legale è fondamentale, è necessario avvalersi di un legale per cercare di verificare tramite appunto una figura di riferimento nell'ambito poi di un fascicolo che sarà incardinato nella procura territorialmente competente, tramite la verifica dell'esame autoptico, magari avvalendosi di consulenti di parte, verificare se ci possono essere dei fattori che hanno inciso nella morte o se invece si tratta di un evento naturale, di un evento oppure accidentale. Ecco, quindi avvalersi dell'ausilio di un legale è fondamentale proprio per capire se il fascicolo poi tramite l'esame autoptico rivela elementi tali da poter presumere, da poter portare avanti un'imputazione a carico di una persona che invece poi possa diventare nota e quindi si apre appunto una notizia di reato verso un soggetto noto, o se invece sia un fatto non costituente notizia di reato proprio perché appunto si tratta di un evento accidentale o naturale. Quindi essere informati tramite l'ausilio di un legale è fondamentale, non solo in realtà nei casi in cui si verifica un evento morte, ma anche nei casi in cui l'assenza si prolunga per tanto tempo. Cioè, infatti stavo pensando, perché a un certo punto il tempo passa, si arriva non più i pochi giorni eccetera, ma anche anni, perché lei stessa citava il famoso caso che ha dato poi vita a questa associazione. Si è passati tanti anni, si arriva ai 2 anni, cosa succede? Ecco, 2 anni segnano un tracciato in cui una situazione di fatto diventa una situazione che ha rilevanza giuridica. I 2 anni sono una tempistica suscettibile da poter permettere di chiedere una formale dichiarazione di assenza pronunciata con sentenza dal giudice. Lo possono chiedere i parenti, lo può chiedere anche il pubblico ministero, le persone appunto che hanno un interesse nel far valutare formalmente questa situazione giuridica possono chiedere al tribunale di pronunciarsi, e questa dichiarazione di assenza è produttiva di effetti giuridici, e cioè permette innanzitutto una gestione del patrimonio volta a conservare appunto quello che era lo status quo ante rispetto a un eventuale ritorno da parte della persona. Quindi la scomparsa. conservazione. La conservazione è un elemento cruciale. Le persone che sono immesse nel patrimonio, nei beni del soggetto assente possono chiaramente provvedere a quelle che sono gli atti di ordinaria amministrazione, ma non pagare le bollette, non chiaramente dissiparlo, non compiere atti di straordinaria amministrazione, quali possono essere la gestione di un nuovo contratto piuttosto che altre situazioni, perché devono richiedere l'autorizzazione naturalmente al tribunale. Quindi è una situazione in cui la conservazione, direi, è la parola chiave. Ecco. Diverso invece è il caso in cui l'assenza si prolunghi per un notevole lasso di tempo, quindi parliamo di 10 anni o oltre, il che giustifica la richiesta di una sentenza che dichiari la morte presunta. La morte presunta è uno stato appunto giuridico che paragona
un periodo così prolungato di assenza a una situazione di vera e propria appunto morte del soggetto. Quindi vuol dire che c'è un passaggio di successione? Si apre la successione, naturalmente vengono immessi appunto nella gestione dei beni gli eredi, che possono in questo modo come dire, gestire quello che era il patrimonio della persona scomparsa, e si compie appunto una vera e propria successione, come se l'evento morte presunta fosse un evento naturale. Certo, ma qualora la persona si venisse ritrovata in vita, non lo so perché cosa è successo, cosa succede? Dunque, il matrimonio resta valido oppure no? Dunque, naturalmente gli atti che sono stati compiuti con l'autorizzazione del tribunale, quelli rimangono validi, mentre invece la persona che ritorna ha diritto di riavere quello che era lo stato patrimoniale che aveva lasciato, salvi però gli atti che sono stati già furono autorizzati al tempo dal tribunale mediante richiesta poi che magari atti di straordinaria amministrazione. In questo caso assolutamente il matrimonio conserva effetti, quello che viene. Quindi vuol dire che dopo i 10 anni non si può risposare? Sì, assolutamente sì. E però se la persona ritorna si è risposata. Conserva effetti il matrimonio che si è fatto. Naturalmente poi lì il matrimonio della persona che ritorna conserva effetti, chiaramente poi dipende dalla dinamica, nel senso che dipende poi dalla situazione, quello di valutare un attimino uno dei due, chiaramente non si può essere sposati, la legge non ammette uno però insomma stato. Il fatto già che la persona ritorni è un evento di quelli miracolistici. Sì, è un evento molto particolare, devo dire che è un evento molto, molto raro, ecco. Naturalmente quando ritorna ci sarà anche un graduale ripristino laddove le condizioni lo permettano. Certo. Io la ringrazio tantissimo, il tempo è letteralmente volato. Ringrazio naturalmente lei per la sua attività e l'attività che svolge l'associazione Penelope, che è fatta anche di molti volontari, perché per fortuna, sì. Quindi che è aperta anche ai volontari, come diceva lei, quindi è una cosa molto importante e significativa per tutti coloro che hanno tante competenze che possono essere utili in questi casi. E quindi, augurandovi buon lavoro, io vi invito a visitare il sito dell'associazione Penelope, perché quando dovesse mai capitare una situazione, si spera sempre che non succeda mai, però almeno c'è un punto di riferimento importante, anche un supporto che non è cosa di poco conto, assolutamente. Grazie ancora, buon proseguimento.